Presidente, ci siamo, inizia la nuova stagione per l'Aragona Calcio, quali auguri sente di fare alla sua squadra? Gli auguri sono sempre gli stessi. Io auguro a questi ragazzi di intanto divertirsi, divertire il pubblico che li verrà a vedere, di affrontare questo campionato con grande umiltà, con grande rispetto verso gli avversari, ma soprattutto con tantissimo coraggio. È una squadra giovane, però una squadra composta da elementi che sono stati scelti uno per uno in base alle caratteristiche richieste dal mister, per cui riteniamo di avere costruito un roster importante che ci potrà dare delle grandi soddisfazioni. Mister, ci siamo, inizia la nuova stagione per l'Aragona Calcio, quali sono le tue sensazioni alla vigilia del ritiro? Sensazioni positive, dicevo ai ragazzi che per me dopo una lunga militanza a Serra di Falco, dopo 4 anni, anche per me c'è da scoprire qualcosa di nuovo, quindi per me si respira l'aria di qualcosa di nuovo, di qualcosa dove tutti partiamo da zero, dove tutti ci dobbiamo mettere in gioco, ma per farlo bisogna lavorare duramente, rimanere concentrati, rimanere umili e soprattutto dare la sensazione alla squadra e alla società e ai tifosi dell'Aragona che attraverso una grandissima cultura del lavoro si possono raggiungere dei buoni risultati. Quale obiettivo metterete nel mirino? Lo dicevo poco fa ai ragazzi, noi abbiamo l'obbligo e il dovere morale di superare ogni giorno attraverso gli allenamenti quelli che sono i nostri limiti e farli diventare punti di forza. Poi per quanto riguarda sicuramente tu farai riferimento alla classifica finale, noi dobbiamo cercare di migliorare quanto di buono fatto dai miei colleghi l'anno scorso, parlo del lavoro fatto da Mercante, da Micciche dopo, quindi per noi già stare nella parte sinistra della classifica e stazionare nella zona playoff potrebbe essere un buon risultato. Quali sono le difficoltà del campionato di promozione? Le difficoltà di un campionato di promozione sono molteplici, sono tante, soprattutto se andiamo a beccare nel girone l'Akragas, che è la squadra che per budget è quella accreditata alla vittoria finale. Però la storia ci insegna anche nei campionati professionistici che non sempre vince la più forte, non sempre vincono i budget più importanti, altrimenti il Paris Saint-Germain avrebbe vinto 10 Champions di fila, ma attraverso poi una sana programmazione è riuscita nel tempo a raggiungere il prestigioso traguardo. Quindi noi dobbiamo cercare di non guardare quello che possiamo fare oggi, ma io ho chiesto alla società almeno un programma di 2 anni dove in questi 2 anni cercheremo di alzare l'asticella, di non guardare solo quello che è il risultato della prima squadra, ma cercare anche di riorganizzare il settore giovanile, che è un comparto in cui io credo tanto, e cercare anche negli anni di creare una pianta stabile di giovani aragonesi che possano contribuire alla crescita del movimento calcistico di Aragona. È qualcosa che nel tempo ci eravamo dati come obiettivo con l'amico Tonino Butera. Oggi Tonino purtroppo non c'è più e io cercherò di portare avanti quelle che erano le sue idee e il suo programma. Arrivi all'Aragona Calcio con quali obiettivi, con quali ambizioni? Muito prazer, meu nome é Guilherme, sono felice di essere qui. Ringrazio tudo l'opportunità di indossare questa maglia. Il mio obiettivo personale è aiutare la squadra, segnare gol e creare azione per i miei compagni. Sono un giocatore con un buon dribbling e anche la capacità di concludere con entrambi i piedi. Forza Aragona! Prima di tutto voglio ringraziare la società per questa accoglienza di questa settimana che abbiamo arrivato tutti insieme. E gli obiettivi personali sono sempre lo stesso, lo meglio per la squadra e per noi. Che calciatore sei? Sei un calciatore tranquillo, forte, questo. I tuoi obiettivi personali quali sono per questa stagione? Lo meglio per la squadra, questo.
Sì, finalmente iniziamo, c'è tanta voglia di fare bene, sappiamo che sarà un campionato duro e molto impegnativo, infatti da domani inizieremo a lavorare cercando di dare più soddisfazione ai nostri tifosi che da anni ci seguono e ci hanno dato un grosso contributo. Come obiettivi noi cerchiamo di migliorare la posizione dell'anno scorso, sappiamo che come ho detto prima non sarà facile, però ce la metteremo tutta. So che la società ha allestito un grande gruppo, ci sono tutte le aspettative per fare bene e cercheremo di dare, come detto prima, più soddisfazioni possibili a tutto il pubblico di Aragona. Che squadra è l'Aragona di quest'anno? Ma è un mix tra giovani e ragazzi molto esperienti che hanno giocato. La società quest'anno ha preso anche dei giocatori di fuori, cercheremo di integrarli al massimo e farli stare nel miglior modo possibile qui ad Aragona e niente. Ai tifosi cosa ti senti di promettere? Prometto che suderemo la maglia dal primo all'ultimo minuto per tutte le partite, si meritano questo. L'anno scorso fino a dicembre gli abbiamo dato grandi soddisfazioni e poi abbiamo mollato, quest'anno si meritano di più sicuramente, perché fino all'ultima giornata ci hanno seguito nonostante un girone di ritorno che non ha soddisfatto le nostre aspettative e vogliamo migliorare sicuramente questo trend che ci ha contraddistinto come una squadra soltanto casalinga. Primo ringraziare la società per l'opportunità, sono qua per aiutare la squadra a vincere le partite, comprare l'obiettivo e sono felice di essere qua. Che calciatore sei per farti conoscere al pubblico? Sono un calciatore veloce, forte e buono tatticamente parlando. Hai un obiettivo per questa stagione? Sì, poter aiutare la squadra a vincere.